grande professionista. Devo dire che soltanto l'ultima stagione, quella del 2017-2018, che non è stata tanto da parte mia bella, diciamo, la gente mi ferma ancora per strada, insomma, mi dice devi ritornare nel programma perché qui, perché là, però ecco, io non ho alcun desiderio di ritornarci. Però è stata una bellissima esperienza, Ghibli. Vedendola adesso, non so, meglio non mi esprima più di tanto. Non rimpiango neanche un attimo del tempo che ho passato a Roma. Sono state quasi 4 stagioni insieme a Maria e staff. Maria è una grande professionista. Devo dire che soltanto l'ultima stagione, quella del 2017-2018, che non è stata tanto da parte mia bella, diciamo, la gente mi ferma ancora per strada, insomma, mi dice devi ritornare nel programma perché qui, perché là, però ecco, io non ho alcun desiderio di ritornarci. Però è stata una bellissima esperienza, Ghibli. Vedendola adesso, non so, meglio non mi esprima più di tanto. Buongiorno a tutte e oggi per la felicità delle nostre telespettatrici siamo andati a conoscere quel signore lì che è diventato un vero protagonista di una delle più importanti trasmissioni televisive, è diventato il protagonista di Uomini e Donne Over e siamo in compagnia del mitico Giorgio Manetti. Buongiorno Giorgio. Buongiorno Ghibli, un salutone a tutti praticamente gli ascoltatori o spettatori del Truman. Mi viene in mente Truman Show. Truman TV, sei vicino, Truman TV. Mi Vedo vedi? che sei in macchina, dove stai andando di bello? No, mi sono fermato qua, sono venuto a prendere un caffè dopo quasi 3 mesi che non ritornavo nel mio caffè preferito qui fuori Firenze. Quindi aspettavo la tua chiamata e adesso mi sono fermato qua in macchina per avere un po' di privacy, anche perché c'è un po' di rumore di traffico, mi dispiace. No, ti sentiamo benissimo, ti sentiamo benissimo. Senti Giorgio, che quarantena è stata la quarantena di Giorgio Manetti? Ma ti dirò, Ghibli, è stata una quarantena per me, devo dire, positiva, strano a dirsi, sembra un paradosso, no? Però devo dire, la convivenza con una compagna con cui ti trovi bene, in una zona, le colline di Firenze sono meravigliose, siamo stati benissimo. Dove ti trovi? Beh, siamo nella zona di veramente le colline di Lastrassigna, che è Sì. fuori una 12-13 km fuori, in collina, campagna diciamo, e non ci siamo mai annoiati nemmeno un giorno. C'è sempre qualcosa da fare. Che bello, che bello. Sì, Quindi è stata una quarantena positiva, potremmo sì. trarre le conclusioni. Senti, ma veniamo alla produzione televisiva che poi ti ha dato la notorietà, Uomini e Donne. Certo. Ecco, nota dolente, Perché diciamo, dolente? Perché dolente? cioè nota dolente. Per me è stata una cosa molto positiva, ovviamente non rimpiango neanche un attimo del tempo che ho passato a Roma. Sono state quasi 4 stagioni insieme a Maria e staff. Maria è una grande professionista. Devo dire che soltanto l'ultima stagione, quella del 2017-2018, che non è stata tanto da parte mia bella, diciamo, la gente mi ferma ancora per strada, insomma, mi dice devi ritornare nel programma perché qui, perché là, però ecco, io non ho alcun desiderio di ritornarci. Però è stata una bellissima esperienza, Ghibli. Vedendola adesso, non so, meglio non mi esprima più di tanto, ma le cose... Esatto, cosa è cambiato dalla frequentazione di Giorgio Manetti in Uomini e Donne Over ad oggi?
Beh, non so, adesso poi c'è anche questo problema del coronavirus, no? Come hai visto, insomma, distanziamento, non si possono avvicinare, già quello snatura un po' il programma. Ovviamente non c'è contatto, Non c'è il contatto. ballare, non si può parlare di baci, insomma, è una cosa un po' diversa e il programma ne subisce ovviamente, come tutti hanno potuto notare, snatura un po' la trasmissione perché è basata sul contatto, però ecco, a parte quello, devo dire che cioè, non vedo personaggi che entrano in studio e si palesano, si presentano o esprimono per quello che sono, no? Che dice io sono così e faccio questa cosa con questa signora o con questo signore, dipende, per questo motivo. Cioè c'è paura di mostrarsi, si gioca no, un po' sull'equivoco e questo secondo me va a deperimento della trasmissione. Certo. Senti, ma su 40 pretendenti, Sì. quanto di reale c'è nel veramente cercare l'anima gemella? Quello che poi hai fatto realmente tu e che poi ti ha reso, insomma, ha fatto scoprire la tua vera identità e quindi farti diventare un personaggio pubblico. Sì, vedi Ghibli, il fatto è che allora, puoi partecipare a qualsiasi trasmissione televisiva e in qualche modo, in qualche maniera, ovviamente se rimani nel tempo, diventi popolare. Il punto cruciale, Ghibli, qual è? È come diventi popolare e perché diventi popolare. Cioè uno può andare in televisione a fare il Certo, creativo per dire no, fa lo scemo, racconta cavolate, eccetera, eccetera, e diventa un personaggio, ma diventa un personaggio e manda un messaggio negativo. Quindi io ho sempre tenuto a questa cosa, no? La mia immagine doveva uscire fuori da quel programma, in qualsiasi programma, puoi andare anche nel più scacciato dei programmi, non ha importanza. Tu devi sempre uscire per quello che sei. Quindi, Ghibli, se sei un fanfarone o un raccontaballe, prima o uscirai poi, per quello. Se sei una persona seria o coerente, sincera, insomma, si presenta per quello che sei, parli di te stesso senza aver paura, no, delle reazioni del pubblico in studio oppure a casa, quello diventa un programma verità, sei vero, quindi la gente magari all'inizio dice ma cosa dice questo? No? Poi alla fine però ti apprezza perché vede in te una realtà che non racconti balle, insomma. Quindi certo. è un meccanismo un po' delicato. La televisione ti fa diventare popolare immediatamente, poi Ma però attenzione, bisogna vedere. senti, di cosa si occupa oggi Giorgio Manetti dopo questa esperienza? Ho ripreso un po' i vecchi contatti che avevo nel settore del commercio all'estero, vari prodotti, stock di merce, insomma. Poi collaboro sempre in un'agenzia di Roma per quanto riguarda un'agenzia di servizi per la relocation di manager funzionari esteri che vengono a lavorare in Italia, ovviamente in Toscana, io curo la Toscana. Sì, sì. E poi ho un progettino, Ghibli, che posso annunciare. È una cosa che questo mio caro amico, mio compaesano, mi chiede da vari anni. Giorgio, dobbiamo fare qualcosa insieme nel cinema. Ok, allora sai cosa abbiamo pensato? Non stiamo a romperci tanto le scatole a chiedere qui, là, il casting. Lo facciamo noi, lo produciamo noi, questo cortometraggio, e lo Un interpretiamo noi. cortometraggio. Un cortometraggio di circa 30 minuti, sarà divertente, però anche drammatico e ci sarà una parte sentimentale, altrimenti insomma rimane una cosa arida, no? Però quello a cui tengo è di far vedere veramente che esca fuori l'animo di Giorgio Manetti, non recitare un copione perché leggi la frase e la ripeti davanti alla cinepresa. Non serve a niente. È questo Ghibli che manca al cinema italiano, secondo il mio piccolo punto di vista, no? Modesto punto di vista. Manca l'attore che interpreta la parte, non che recita. Recita, sanno tutti, impari il pezzo a memoria e poi lo reciti davanti alla telecamera. Ma Quindi, interpretare, tirare fuori le emozioni, le tue emozioni devono raggiungere il corazon dello spettatore, altrimenti non serve a niente. quindi tu interpreterai te stesso in questo cortometraggio? Interpreterò un personaggio, praticamente una storia
un po' drammatica, come ho detto, un po' ironica. Una breve argomentazione? Ma niente, si tratta di un... non ti posso anticipare più di tanto, però ti posso Senza dire, nessuna anticipazione particolare. ti dirò una cosa, sarà recitato completamente in inglese, non ci sarà neanche una parola, forse qualche parola italiana perché sarà ambientato a Firenze, ma è tutto in americano e verrà iscritto ai vari concorsi nel mondo internazionali, ai quali tengo molto, e in Italia sarà sottotitolato, chi lo vuol vedere in italiano, ma è tutto in americano. Complimenti, complimenti. Ascolta, un personaggio che proprio non hai digerito nella tua avventura in Uomini e Donne. Ma tu vuoi creare polemica, Ghibli? No, allora, No. Beh, ci sarà qualcuno un po' più simpatico, qualcuno meno digeribile. beh, ovviamente Tina Cipollari è la mia preferita in assoluto all'interno del programma. Maria non conta perché è la conduttrice, quindi è produttrice, quindi... ma all'interno del programma le persone con cui sono rimasto, diciamo, in ottimi rapporti. Marco Firpo, ti ricordi il biondo? Certo. Il Mariuolo Sossio, che ogni tanto ci sentiamo, e poi quelli positivi, pochi altri, pochissimi altri. Quelli negativi, diciamo, li lasciamo lì perché poi non hanno tutta quella importanza. La domanda però sorgeva spontanea, ma perché tutta quella cattiveria? O è invidia o è gelosia? E qui chiudo il discorso. E io direi entrambe perché ti abbiamo seguito e direi entrambe. Senti Giorgio, noi ti ringraziamo, grazie per averci fatto compagnia in Truman TV con questa simpatica chiacchierata. Speriamo, perché no, auspichiamo di venire con la nostra troupe a riprendere qualche fuori programma durante le riprese del tuo cortometraggio. Bene, speriamo di farlo prima possibile perché non possiamo girare ovviamente le scene con la mascherina, però no, non è possibile. Però insomma io ti mando un abbraccio e un carissimo saluto a tutti gli spettatori e ascoltatori di Truman TV e ci rivedremo. Tanto noi ci troviamo sempre da qualche parte, Ghibli, o a Milano, a Venezia o a Sanremo. Vediamo. Ok? Grazie mille, grazie a Giorgio Manetti in Truman TV. Grazie Giorgio. Un abbraccio. Ciao. Ciao. Buongiorno a tutte e oggi per la felicità delle nostre telespettatrici siamo andati a conoscere quel signore lì che è diventato un vero protagonista di una delle più importanti trasmissioni televisive, è diventato il protagonista di Uomini e Donne Ove e siamo in compagnia del mitico Giorgio Manetti. Buongiorno Giorgio. Buongiorno Ghibli, un salutone a tutti praticamente gli ascoltatori o spettatori del Truman. Mi viene in mente Truman Show. Truman TV, sei vicino, Truman TV. Vedo che sei in macchina, dove stai andando di bello? No, mi sono fermato qua, sono venuto a prendere un caffè dopo quasi 3 mesi che non ritornavo nel mio caffè preferito qui fuori Firenze. Quindi aspettavo la tua chiamata e adesso mi sono fermato qua in macchina per avere un po' di privacy, anche perché c'è un po' di rumore di traffico, mi dispiace. No, ma ti sentiamo benissimo, Senti Giorgio, che quarantena è stata la quarantena di Giorgio Manetti?
Ma ti dirò, Ghibli, è stata una quarantena per me, devo dire, positiva, strano a dirsi, sembra un paradosso, no? Però devo dire, la convivenza con una compagna con cui ti trovi bene, in una zona, le colline di Firenze sono meravigliose, siamo stati benissimo. E dove? Dove ti trovi? Beh, siamo nella zona di, veramente le colline di Lastrassigna, che è Sì. fuori una 12-13 km fuori, in collina, campagna diciamo, e non ci siamo mai annoiati nemmeno un giorno. C'è sempre qualcosa da fare. Che bello, che bello. Sì, Quindi è stata una quarantena positiva, potremmo sì, trarre le conclusioni. Senti, ma veniamo insomma, alla produzione televisiva che poi ti ha dato la notorietà, Uomini e Donne. certo. Ecco, nota dolente, Perché diciamo, dolente? Perché dolente? cioè nota dolente. Per me è stata una cosa molto positiva, ovviamente non rimpiango neanche un attimo del tempo che ho passato a Roma. Sono state quasi 4 stagioni insieme a Maria e staff. Maria è una grande professionista. Devo dire che soltanto l'ultima stagione, quella del 2017-2018, che non è stata tanto da parte mia bella, diciamo, la gente mi ferma ancora per strada, insomma, mi dice devi ritornare nel programma perché qui, perché là, però ecco, io non ho alcun desiderio di ritornarci. Però è stata una bellissima esperienza, Ghibli. Vedendola adesso, non so, meglio non mi esprima più di tanto, ma le cose... Esatto, cosa è cambiato dalla frequentazione di Giorgio Manetti in Uomini e Donne Over ad oggi? Beh, non so, adesso poi c'è anche questo problema del coronavirus, no? Come hai visto, insomma, distanziamento, non si possono avvicinare. Già quello snatura un po' il programma. Ovviamente non c'è contatto, Non c'è contatto. ballare, non si può parlare di baci, insomma, è una cosa un po' diversa e il programma ne subisce ovviamente, come tutti hanno potuto notare, snatura un po' la trasmissione perché è basata sul contatto, però ecco, a parte quello, devo dire che cioè, non vedo personaggi che entrano in studio e si palesano, si presentano o esprimono per quello che sono, no? Che dice io sono così e faccio questa cosa con questa signora o con questo signore, dipende, per questo motivo. Cioè c'è paura di mostrarsi, si gioca no, un po' sull'equivoco e questo secondo me va a deperimento della trasmissione. Certo. Senti, ma su 40 pretendenti, Sì. quanto di reale c'è nel veramente cercare l'anima gemella? Quello che poi hai fatto realmente tu e che poi ti ha reso, insomma, ha fatto scoprire la tua vera identità e quindi farti diventare un personaggio pubblico. Sì, vedi Ghibli, il fatto è che allora, puoi partecipare a qualsiasi trasmissione televisiva e in qualche modo, in qualche maniera, ovviamente se rimani nel tempo, diventi popolare. Il punto cruciale, Ghibli, qual è? È come diventi popolare e perché diventi popolare. Cioè uno può andare in televisione a fare il Certo, creativo per dire no, fa lo scemo, racconta cavolate, eccetera, eccetera, e diventa un personaggio, ma diventa un personaggio e manda un messaggio negativo. Quindi io ho sempre tenuto a questa cosa, no? La mia immagine doveva uscire fuori da quel programma, in qualsiasi programma, puoi andare anche nel più scacciato dei programmi, non ha importanza. Tu devi sempre uscire per quello che sei. Quindi, Ghibli, se sei un fanfarone, un raccontaballe, prima o uscirai poi, per quello. Se sei una persona seria o coerente, sincera, insomma, si presenta per quello che sei, parli di te stesso senza aver paura, no, delle reazioni del pubblico in studio oppure a casa, quello diventa un programma verità, sei vero, quindi la gente magari all'inizio dice ma cosa dice questo? No? Poi alla fine però ti apprezza perché vede in te una realtà che non racconti balle, insomma. Quindi certo. è un meccanismo un po' delicato. La televisione ti fa diventare popolare immediatamente, poi Ma però attenzione, bisogna vedere.
Senti, di cosa si occupa oggi Giorgio Manetti dopo questa esperienza? Ho ripreso un po' i vecchi contatti che avevo nel settore del commercio all'estero, vari prodotti, stock di merce, insomma. Poi collaboro sempre con un'agenzia di Roma per quanto riguarda un'agenzia di servizi per la relocation di manager funzionari esteri che vengono a lavorare in Italia, ovviamente in Toscana, io curo la Toscana. Sì, sì. E poi ho un progettino, Ghibli, che posso annunciare. È una cosa che questo mio caro amico, mio compaesano, mi chiede da vari anni: Giorgio, dobbiamo fare qualcosa insieme nel cinema. Ok, allora sai cosa abbiamo pensato? Non stiamo a romperci tanto le scatole a chiedere qui, là, il casting. Lo facciamo noi, lo produciamo noi, questo cortometraggio, e lo Un interpretiamo noi. cortometraggio. Un cortometraggio di circa 30 minuti, sarà